Disco verde della Giunta Comunale di Agrigento all'ampliamento del Tribunale di Via Mazzini. Nella riunione dell'esecutivo, il vice sindaco Elisa Virone e gli assessori Gerlando Riolo, Gabriela Battaglia, Nello Amel e Mauro Patti hanno approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di Via Mazzini, per un importo complessivo di 270.000 euro. Nella delibera approvata viene evidenziato in premessa che il Governo nazionale, nell'ottica di una revisione della spesa pubblica, ha soppresso alcune sedi distaccate di tribunali, accorpando Canicattì e Licata ad Agrigento, e che tale situazione ha innescato la necessità di reperire nuovi vani da destinare a dipendenti e dove collocare gli arredi. Attualmente il Tribunale di Via Mazzini è carente di vani da poter destinare al nuovo personale e agli arredi, e i vani in uso sono già sovraffollati. Quindi, nell'ottica di reperire nuovi locali, il Tribunale ha avanzato all'amministrazione comunale la proposta di poter creare dei nuovi vani, andando ad utilizzare gli enormi spazi liberi presenti ai piani terra, primo e secondo, dei locali di Via Mazzini. Il sindaco Lillo Firetto, di concerto con il presidente del Tribunale, dopo un sopralluogo, ha dato mandato all'ufficio tecnico di affrontare un progetto per la realizzazione dei nuovi locali.